Inizio ringraziando tutti coloro che hanno collaborato a vario titolo all'organizzazione del convegno. 26esima edizione di questo importante convegno, sarebbe la 27esima purtroppo interrotta dalla pandemia, mentre Fiera Nazionale giunge alla 28esima edizione. Inizia oggi e poi dopo il convegno saremo in tendostruttura per il taglio del nastro. È un momento emozionante per noi anche perché quest'anno finalmente si può riprendere nel nostro solito stile. Questo convegno lo ritengo molto importante perché porta avanti un po' un percorso che avevamo iniziato prima della fusione, ovvero stasera verrà presentato lo studio di fattibilità per la creazione di un corridoio ambientale tartufigeno che metterà in relazione la parte scientifica del museo con il nostro ambiente naturale, che è dettato dal fiume Po, con le nostre architetture di pregio che sono la Villa Bisighini e poi dopo la chiesa della Beata Osanna, e poi si concluderà praticamente nell'oasi naturale dell'isola Boscona. Ci tenevamo molto a portare avanti, per cui questo studio che verrà illustrato stasera spiegherà e metterà in rilievo, esalterà un po' quelle che sono le nostre tipicità, le nostre risorse sulle nostre zone, esalterà anche la bellezza dei nostri luoghi. Se noi siamo riconoscenti verso la natura, rispettosi, andremo tartufi tutta la vita e ci divertiremo. Se noi questo rispetto e questa coscienza non abbiamo, probabilmente il nostro sogno di andare a tartufi finirà. I termini che mi piace ricordare sono quelli della cura, perché nella valorizzazione del territorio e del paesaggio è fondamentale avere un atteggiamento estremamente rispettoso. È per quello che il nostro intervento racconta di sentieri, della cultura e della biodiversità. Il tema è quello di valorizzare in modo integrato tutte le risorse che il territorio ci offre e far crescere la consapevolezza nella comunità di avere delle importanti risorse e opportunità di racconto della nostra cultura materiale. Un'area a Pioppeto, un grosso appezzamento a soia e qui dei pioppeti abbandonati con delle situazioni di rinaturalizzazione spontanea, ci sono dei ricacci da ceppai di pioppo, alcuni olmi spontanei. Parliamo di un'area di una lunghezza di circa 2 chilometri che collega il centro di Borgofranco al Museo del Tartufo di Bonizzo. Sono già due polarità dal punto di vista della promozione del tartufo, perché sono uno il luogo in cui il tartufo viene servito durante la festa del tartufo, che è una festa di importanza nazionale, e l'altro il luogo in cui il tartufo viene illustrato e spiegato. Si tratta di un corridoio in area golenale che si trova sul vecchio sedime dell'Argine, che l'amministrazione comunale ha acquisito in concessione e sul quale si vorrebbero realizzare degli interventi finalizzati proprio alla coltivazione del tartufo, quindi ci saranno alcune aree destinate alla coltivazione del tartufo, e però vorremmo arricchire l'offerta territoriale e la qualità progettuale anche con delle aree boscate, perché abbiamo bisogno di boschi, siamo in un'area estremamente povera di formazioni boschive, e ci saranno poi delle aree a prato che avranno la finalità che non ci siano contaminazioni tra porzioni di tartufaia differente, è una contaminazione, diciamo così, tra virgolette. Deve essere sempre un nostro ambasciatore il tartufo bianco, e quindi l'impegno è quello non solo di esserti vicino, ma soprattutto di divulgarlo sia come marketing territoriale per essere sempre più attrattivi e aiutare anche le esportazioni di questa prelibatezza unica, veramente unica, ma soprattutto cercare di essere attrattivi e quindi avanti insieme. Quindi facciamo un grande applauso al sindaco. Io devo in questi casi sempre rivolgere un saluto assolutamente a Proloco di Borgofranco che organizza questo evento, ma soprattutto un grande grazie a tutti i volontari, che sono veramente tanti. Noi viviamo di volontariato in tutte le aree, in tutti i settori, per cui un grazie veramente di cuore a tutte le associazioni di volontari che lavorano nella nostra comunità.
Siamo giunti alla 28ª edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Borgofranco sul Po. La macchina, la struttura della nostra macchina è ormai rodata da anni. Dalle cucine si sente un grande, intenso profumo di tartufo. Ne abbiamo già iniziato a trovare del nostro, è importante questo dirlo perché riusciamo fino adesso tra l'altro a coprire le esigenze delle persone che vogliono fruire di questo tipo di servizio. Quest'anno avremo delle novità nei piatti, oltre al fatto della tradizione che comunque come Proloco dobbiamo continuare a dare. Novità perché comunque è un prodotto, il tartufo, che è molto duttile. Certo, bisogna saperlo lavorare, maneggiare e rispettare anche. Tra gli antipasti uno sformatino al tartufo con cuore morbido, fatto di formaggio prodotto da noi, locale, di taleggio al tartufo. Una parmigiana di melanzana bianca, irrorata proprio di tartufo, dalla tradizione contadina, il contechino però con il tartufo bianco. Iniziamo oggi, 7 ottobre, per 3 weekend, il 7, 8, 9 ottobre, la domenica sia a pranzo che a cena, il 14, 15, il 16, il 21, il 22, il 23 e il 24, ultima sera di chiusura della Fiera Nazionale del Tartufo.